A Venezia il Redentore riaccende la speranza e la preghiera per Alberto Trentini. L'appello riportatelo a casa. Dal ponte votivo al mondo la città chiede la giustizia per il cooperante. Addio in rosso a Jenny Corrò, Gegé per gli amici, l'artista 41enne di Mira, morta a 3 mesi dalla comparsa del male. Per Maria, la figlia minorenne, avviata una raccolta di fondi. Momenti di panico ieri sera alla stazione di Mestre. Un uomo, cercando di recuperare uno snack, è rimasto incastrato nella macchinetta, bloccato col braccio all'interno. Andranno oltre 4 milioni a moglie e figli del turista tedesco che nel 2013 perse la vita sul Canal Grande schiacciato da un vaporetto mentre si trovava in gondola. Era un turista in vacanza il presunto borseggiatore picchiato a San Zaccaria giovedì scorso, ritenendo fosse il ladro che aveva appena borseggiato uno turista spagnolo. A Venezia è boom di borseggi, in soli 6 mesi recuperati dalla polizia locale 900 portafogli rubati, spesso abbandonati dai ladri dopo aver sottratto contanti, una media di 5 al giorno. Dopo l'apertura del ponte tra le Zattere e la Giudecca, stasera i fuochi del Redentore in bacino San Marco, domani alle 19 in diretta su Antenna 3, la Santa Messa celebrata dal Patriarca. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia di Antenna 3. Dunque un redentore nel segno di Alberto Trentini. In queste ore si è diffusa la notizia che a seguito di una trattativa sono stati liberati alcuni prigionieri americani detenuti in Venezuela. Nell'elenco ovviamente non c'è il cooperante veneziano. Una nuova manifestazione è stata fatta sul ponte votivo del Redentore per chiedere l'immediata liberazione di Alberto. Chi sperava in una mediazione del governo americano anche per Alberto Trentini, fino ad ora è rimasto deluso. Gli amici di Alberto Trentini hanno percorso in modo pacifico ma molto determinato stamattina il ponte del Redentore, con Emergency, articolo 21, comitati, associazioni ma anche semplici cittadini. Poche ore prima era arrivata la notizia che a seguito di una trattativa tra i due stati, tra America e Venezuela, sono stati liberati alcuni detenuti americani in Venezuela in uno scambio di prigionieri. Nell'elenco però purtroppo non c'è ancora il nome del nostro connazionale, cooperatore originario del Lido di Venezia, e questo aumenta la rabbia e la preoccupazione. Non è possibile che si abbassa i toni perché abbassa i toni, si alza i toni perché alza i toni. Rassegniamoci tutti e proviamo a immaginarci con un figlio sequestrato in un carcere lontano, in un paese che non ha rapporti con l'Italia. Ma lo chiedo a tutte voi, a chi ci ascolta, ma voi cosa fareste? Stareste zitti o urlereste sino al ritorno di Alberto a casa? Ancora oggi cerchiamo di far sollevare il nostro paese per la liberazione di Alberto. Chiediamo che il governo si impegni, lo chiediamo come cittadini. Io sono una cittadina. Anche la voce del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si è levata autorevole in un accorato appello dopo l'apertura del ponte, mentre gli amici hanno attraversato il ponte che dalla fondamenta delle Zattere arriva fino alla scalinata della Basilica. Al Redentore si va per chiedere la grazia, qui invece andiamo per chiedere che tutte le voci chiedono la liberazione di Alberto Trentini. È in carcere senza accuse, accusato forse di occuparsi della vita degli altri. Ha parlato una volta con la mamma, non ha mai sentito gli avvocati. E che altro c'è bisogno di sapere per sapere che è una vicenda ignobile? Addio in rosso a Jenny Corrò, Gegé per gli amici, nota artista 41enne di Mira, morta a 3 mesi dalla comparsa del male. Per Maria, la figlia minorenne, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe. Una bara chiara decorata con cuoricini disegnati a mano dalle amiche del body painting e gerbere colorate e bianche poggiate sopra. All'uscita dalla chiesa di San Marco Evangelista di Miraporte, il sagrato si è trasformato in un palcoscenico. Tra lacrime e visi solcati, tutti in rosso come lei avrebbe voluto, sulle camicie, sulle gonne, sulle labbra e persino sui capelli. Attorno le sue amiche body painters arrivate da ogni parte d'Europa.
Jenny Gegé Corrò, nota artista, 41enne del body painting e del burlesque, anima creativa e conosciuta a livello internazionale, scomparsa dopo un male fulminante a 3 mesi dalla scoperta, ha scelto di salutare la figlia Maria di 15 anni, i familiari e gli amici tutti a modo suo, con bellezza, colore, teatralità e amore, e così è stato. Penso che Gianni ora stia sorridendo, perché sono idee un po' folli, però lei era follia, era creatività, era arte pura. E poi lei, Reira, la sua modella e musa, vestita da angelo, il volto, le braccia e l'abito dipinti come una tela vivente e con un paio d'ali maestose. Le ali le ha costruite Gegé e quando purtroppo è giunto il momento le abbiamo usate per un progetto che non era in programma. Sono molto onorata di essere stata la sua modella, perché lei si esprimeva tramite l'arte, quindi su di me dipingeva quello che sentiva, quello che era la sua storia, la sua vita, e quindi ho potuto portare e vedere quello che lei sentiva, ed era veramente un universo di pensieri. Il nostro angelo sul palcoscenico, senza di lei non potevamo andare in scena. Il sorriso più bello. La nostra piccola, sempre sorridente, sempre felice, sempre piena di energia. E se superiamo questo momento è perché lo viviamo insieme. Non un funerale, ma una festa, non lutto, ma colore, non silenzio, ma vita. Jenny, donna libera, la ricorda così chi l'ha conosciuta. Lascia un'eredità fatta di coraggio e creatività e ha saputo trasformare un addio in un manifesto di vita. Semplicemente colore e immagini. Perché tutte noi insieme. Momenti in scena, momenti dietro le quinte, noi. Momenti di panico ieri alla stazione di Mestre. Ieri sera un uomo, cercando di recuperare uno snack che era rimasto incastrato nella macchinetta, è rimasto bloccato col braccio all'interno. Sul quarto binario ho visto un assembramento di gente, polizia ferroviaria, i militari della strade sicure, la sicurezza della stazione e i vigili naturalmente che armeggiavano su una macchinetta di quelle che danno da bere e da mangiare gli snack. E ho visto un uomo, era inginocchiato a terra, che non si muoveva, però non dava sensazione di dolore, e questi vigili che stavano armeggiando con le cesoie, quelle grandi, per tagliare le lamiere anche delle macchine, e con una sega che non riuscivano a tagliare questa macchina per entrare e liberare questo signore che era con un braccio dentro. Una scena che Conte ha filmato tanto sembrava drammatica. Ci è voluta più di mezz'ora, i vigili del fuoco accorsi sul posto poco dopo le 23 per liberare l'uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, rimasto intrappolato col braccio nel distributore di snack alla stazione di Mestre, mentre tentava di afferrare da sotto il prodotto che non era sceso. Sarebbe andato talmente avanti che il sistema del macchinario ha sbarrato il tentativo di recupero dal basso, chiudendosi come una trappola proprio sul braccio dell'uomo. C'era un pompiere, un vigile del fuoco che lo teneva sostenuto, perché sicuramente era da quasi un'ora che era in quella posizione. Sì, da quando gli è successo, che li hanno chiamati, che sono arrivati, che hanno cominciato i lavori, sarà stata un'oretta che è stato lì in quella posizione molto scomoda e che non poteva ritirare il braccio dalla macchina. Alla fine, perforando il rivestimento metallico, i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo e non è stato necessario alcun intervento medico, almeno sul momento. La polizia ferroviaria ha poi cercato di capire l'accaduto anche in termini di responsabilità nell'utilizzo del distributore che ha causato l'incidente, e la macchinetta è stata sigillata in attesa di un intervento di ripristino. Andranno oltre 4 milioni di euro a moglie e figli del turista tedesco che rimase ucciso nel 2013 in un incidente acqueo, schiacciato da un vaporetto mentre si trovava su una gondola.
A distanza di quasi 12 anni, i familiari del turista tedesco Joachim Vogel, che perse la vita mentre era sulla gondola con la moglie schiacciato da un vaporetto, hanno ottenuto il risarcimento. La Corte d'Appello di Venezia ha infatti stabilito che alla moglie e ai 3 figli vadano circa 4 milioni di euro, oltre alla rifusione delle spese processuali. In primo grado il risarcimento chiesto al gondoliere era stato negato, ma negli step successivi si è stabilito che il gondoliere non avrebbe prestato la dovuta attenzione alle condizioni del traffico in quel tratto di Canal Grande e che dopo essersi reso conto della situazione di pericolo aveva sbagliato manovra. La responsabilità principale però viene addebitata ad ACTV, che dovrà farsi carico del 55% del risarcimento complessivo. Andranno comunque detratte le somme già versate finora ai familiari della vittima dalle compagnie assicurative, quindi da versare resteranno poco meno di 2 milioni di euro. La sentenza però potrà ancora essere impugnata per Cassazione. L'uomo che giovedì sera all'imbarcadero di San Zaccaria è stato bloccato e aggredito da una famiglia di turisti spagnoli che credevano gli avesse derubati del portafoglio non sarebbe un borseggiatore, anzi portato in caserma dai carabinieri per accertamenti. Alla fine è stato lui, un 60enne tedesco, a sporgere denuncia contro chi l'aveva picchiato. Oltre alla famiglia spagnola, infatti, erano intervenuti in soccorso anche 2 gondolieri. I carabinieri ora stanno esaminando i filmati della zona per capire cosa sia davvero successo, anche perché la refurtiva non è mai stata trovata. E i furti, borseggi a Venezia sono in crescita, la città è letteralmente presa d'assalto dai borseggiatori. Ad oggi sono 900 i portafogli recuperati che, dopo essere stati rubati e abbandonati dai ladri, dopo aver sottratto contanti. Dalla folla di Rialto alle calli gremite di San Marco a Venezia e boom di borseggi. Nei primi 6 mesi del 2025 gli agenti della polizia locale hanno recuperato e catalogato ben 912 portafogli sottratti a turisti e nascosti tra cespugli, cestini, vaporetti e dietro le pietre dei Masegni. Un dato impressionante che restituisce la fotografia di una città sotto pressione, in bilico tra turismo di massa e sicurezza urbana. 100 tra borseggiatrici e borseggiatori intercettati da inizio anno e tutti deferiti all'autorità giudiziaria per furti, tentati furti e inottemperanza ai fogli di via. Molte borseggiatrici minorenni, imputabili e non, sono state collocate presso comunità di prima accoglienza, da cui però si sono allontanate dopo circa un'ora. Così il vicecomandante della polizia locale di Venezia, Gianni Franzoi, per contrastare il fenomeno dei borseggi e inoltre allo studio una campagna di sensibilizzazione rivolta ai visitatori con messaggi multilingua su autobus, vaporetti, aeroporti e anche con volantini e post social. Attenzione ai borseggiatori, non lasciate incustoditi zaini e borse, così il messaggio. Nel frattempo decine di portafogli giacciono ancora in attesa del legittimo proprietario all'ufficio oggetti smarriti. Un piccolo esercito muto che racconta più di ogni statistica la quotidianità fragile di una città meravigliosa ma vulnerabile. Rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. L'autotrasportatore che ieri nel tardo pomeriggio si è messo di traverso davanti all'imbarco della linea 17 per protesta. In questi giorni la presenza del ponte votivo obbliga a cambiare le percorrenze della linea 17 che da Lido non va al Tronchetto ma punta Sabbioni. Questi cambiamenti non consentono di imbarcare mezzi superiori ai 35 quintali. Il camionista quindi all'imbarco era stato respinto. A quel punto si è messo di traverso per impedirne la partenza. Dopo una lunga discussione è stata trovata una soluzione, il mezzo pesante è stato fatto salire eccezionalmente, ma la vicenda non si chiuderà qui. E a proposito di ponte votivo, tutto è pronto a Venezia per il grande spettacolo pirotecnico di fuochi d'artificio che questa sera incanterà la laguna e il bacino di San Marco per 40 minuti. Non correte, questo vale quando si fanno gli eventi in terraferma con le auto e quando si fanno gli eventi qui a Venezia. Purtroppo l'appello alla responsabilità va rivolto appunto alle barche. Non correre, insomma 5 minuti in più non cambiano la vita, però invece correre per risparmiare 5 minuti può rovinare la vita.
Mentre a Venezia fermano i preparativi per la notte famosissima e per lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio questa sera dalle 23:30, l'appello dell'assessore Simone Venturini per una festa del Redentore vissuta con serenità e sicurezza. Festa del Redentore troppe volte negli ultimi anni funestata da gravi fatti di cronaca. Senza perdere quello che fa sì che il Redentore sia la festa più bella del mondo, se potete consentirmi questa iperbole, perché effettivamente conserva la tradizione, lo stare insieme, le famiglie, le tavolate, i bovoetti, insomma è l'occasione per far festa. Un Redentore che arriva in un momento storico non facile, l'appello all'apertura del ponte votivo del patriarca Francesco per la pace e la liberazione di Alberto Trentini. La grande preoccupazione per la guerra che sta diventando una componente, direi, normale nella vita dei nostri notiziari, e questo preoccupa due volte. Poi Alberto Trentini, in modo particolare un ricordo per lui, per la sua mamma, per Armanda, la mamma, chiedendo al Redentore proprio che aiuti su questi temi così difficili, la pace e la liberazione di questo nostro concittadino. Domani sera la messa pontificale presieduta dal Patriarca con la benedizione alla città dalla Basilica del Santissimo Redentore della Giudecca, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle ore 19. Per questa occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda al termine della celebrazione eucaristica. Tanti temi, ma anche la quotidianità delle famiglie veneziane, dei bambini, degli anziani, dei malati. Dopo la mobilitazione cittadina che ha bloccato parte delle demolizioni e le quasi 10.000 firme raccolte, è arrivato un importante risultato. Le capannine dei Murazzi al Lido, rimaste in piedi dopo la demolizione di altre 15, per ora resteranno, almeno fino all'incontro chiesto dal Comune di Venezia al prefetto Darco Pellos. Siamo riusciti a bloccare l'abbattimento, ha spiegato il portavoce del gruppo di cittadini, e questo risultato rappresenta un primo passo importantissimo, frutto di un movimento ampio, trasversale e spontaneo, che ha visti uniti studenti, famiglie, residenti, anziani, giovani, e che ha avuto sostegno politico da esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione. Taglio del nastro per la nuova sede staccata a Marghera della Capitaneria di Porto di Venezia, nata con l'obiettivo di svolgere un servizio di prossimità migliore per tutti gli operatori marittimi. Nel 160° anniversario della nascita del Corpo delle Capitanerie di Porto Italiane, la Guardia Costiera di Venezia si conferma sempre un passo avanti ed ha inaugurato una nuova sede distaccata situata in Via delle Macchine a Marghera, con l'obiettivo di essere ancora più vicina ai marittimi e alla comunità portuale. I lavori sono stati eseguiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, prima uscita pubblica in questa occasione del nuovo commissario straordinario dell'Autorità Portuale, Matteo Gasparato. A fare gli onori di casa il contrammiraglio Filippo Marini, comandante della Capitaneria di Porto di Venezia e direttore marittimo del Veneto, con il vice comandante generale ammiraglio Sergio Liardo. Un progetto finalizzato ad una concreta prossimità al porto e a tutte le esigenze di questo porto, dove, lo ricordo, scalano tantissime navi di tutte le tipologie, navi che portano prodotti chimici, petroliere, gasiere, chimichiere, quindi navi passeggeri, navi traghetto, navi da crociera. Avere il personale qui a Marghera è un valore aggiunto. Ci saranno 13 persone che lavoreranno ogni giorno qui per dare un servizio più efficiente. Venezia, città e porto sono unici in Italia al taglio del nastro, presenti tra gli altri il prefetto Darco Pellos, il sindaco Brugnaro con gli assessori Venturini, Zaccariotti e De Martin, il presidente della municipalità Marolo. Al termine della cerimonia, la benedizione del cappellano militare Don Francesco Bregoli. Che parliamo di una laguna, unica perché c'è una struttura che si chiama Mose, unica perché è un porto di fatto regolato, e quindi essere presenti e capire in tempo reale quelle che sono le esigenze delle navi fuori e dentro diventa fondamentale e fa la differenza. Siglato a Ca' Farsetti un accordo di collaborazione tra il Comune di Venezia e la città di Le Havre in Francia. Da oggi Venezia e la città di Le Havre in Francia
sono legate da rapporti ancora più stretti di amicizia e collaborazione e condivisione. A firmare un accordo di collaborazione sono stati questa mattina a Cafarsetti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e Edouard Philippe, primo cittadino di Le Havre, il più grande comune della Normandia. L'incrocio tra le due città è stata l'occasione di ospitare la mostra fino al 31 agosto al Museo M9 di Mestre, che propone 50 capolavori oltre a importanti collezioni presenti nei musei di Parigi. La cultura sarà senz'altro, l'abbiamo sempre detto, il driver poi che muove questo tipo di incontri, di queste due relazioni. Poi però abbiamo parlato di Ucraina, cioè loro opereranno su una certa città negli accordi che hanno con il loro Stato, noi sicuramente lavoreremo con Odessa. Brugnaro pensa in grande. Dobbiamo costruire l'Europa e penso che però allora nel frattempo dobbiamo rendere più libera l'Europa e allora i giovani devono andare a studiare in Francia, sì, ma anche i francesi devono poter venire a studiare in Italia. Dobbiamo organizzare le nostre università, le nostre scuole superiori in maniera tale che ci siano anche la lingua francese, quella tedesca, in maniera da attirare spagnola, per fare l'Europa che si è sempre detto, cioè dare spazio ai nostri imprenditori, ai nostri giovani che vogliono investire. Questo è il senso di un gemellaggio. Poi l'annuncio che il sindaco di Odessa arriverà a Venezia a settembre. A settembre verrà il sindaco qua a trovarmi, parleremo con lui, ma con altre forze, no? Perché tante cose si fanno proprio nelle conoscenze personali e mi auguro appunto che con Le Havre sia così. È una città molto interessante perché ha delle esperienze che abbiamo passato anche noi e insomma sono molto contento e spero che a Venezia possa portare risultati. Dalle prime ore di questa mattina la Capitaneria di Porto sta ricevendo numerose segnalazioni dell'avvistamento, molto probabilmente di un delfino lungo circa 2 metri davanti a Pellestrina. Ora c'è preoccupazione che l'animale possa essere messo in pericolo dal passaggio delle imbarcazioni, vista anche la serata del Redentore. Da qui l'appello a chi si trova in navigazione nella zona ad adoperare la massima attenzione. Con questa raccomandazione si conclude questa edizione del telegiornale di Venezia di Antenna 3. Nell'augurarvi un buon proseguimento di serata vi lascio con le previsioni del tempo. Arrivederci.